fatte da Flavio Tosi e da altrettanti militanti leghisti. Bufera sul carroccio, risponde Marcato, che invita il sindaco di Verona ad essere uomo di unità per il partito. Hanno la residenza ma manca l'agibilità, il caso paradossale di un condominio di Noventa Padovana, le famiglie rischiano lo sgombero, il sindaco dice risolveremo il problema. Durante i controlli contro i furti nelle ditte fermati dalla polizia, 2 nomadi di via Bassette, nel loro furgone trovati cilindri d'acciaio del valore di 100.000 euro. Padova, città d'arte italiana dove soggiornare costa di meno. Nel 2012 prezzi diminuiti del 2% rispetto all'anno precedente, una notte in albergo in media è di 79 euro. La Croce Verde Padovana compie 100 anni, festeggiamenti con spettacoli in città e raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza. Ora ci spostiamo a Noventa Padovana, dove da mesi molte famiglie vivono in un residence dove manca l'agibilità, senza allacciamenti per luce e gas. I residenti quindi si sono rivolti al sindaco. Se uno dice che risiede in un tal posto, l'ufficio anagrafe deve, per competenza sua, dare la residenza. Poi è fatta la verifica anagrafica se lì risiede, che è una cosa diversa dal dare l'agibilità allo stabile intero. Una situazione paradossale, la residenza c'è ma manca l'agibilità. Le famiglie del residence agli Aceri di Noventa vivono in appartamenti dove di fatto mancano gli allacciamenti alle forniture di luce e gas. Il sindaco cerca di rispondere alle famiglie che abitano lì ormai da mesi, in un'area che di fatto è ancora un cantiere. Il problema era stato segnalato a Rete Veneta da una residente che per paura di controversie legali non ha voluto farsi intervistare. La settimana prossima noi pensiamo di essere in grado di dare l'agibilità a tutti gli stabili, perché è stata posta in essere le richieste che chiedevamo. I rifornimenti di luce e gas arrivano con cavi posticci e bombole messe in giardino, come testimoniano le foto di Marcello Bano, esponente della Lega Nord di Noventa, che ha organizzato un incontro pubblico il 10 di marzo. È stato detto che era una situazione transitoria, che era una situazione che sarebbe stata sistemata nell'arco di qualche mese, invece si è protratta di più di un anno. I residenti di 26 abitazioni che rischiano lo sgombero hanno presentato un esposto in procura. Intanto il sindaco di Noventa ha promesso che a breve le cose si sistemeranno, anche se già aveva invitato la ditta costruttrice a mettersi in regola entro il 31 dicembre scorso. La colpa, secondo me, è dell'ufficio tecnico. Inutile che ci giriamo tanto attorno, e soprattutto a chi rilascia le residenze senza prima verificare se ci sono le condizioni minime di sicurezza. Chiediamo scusa, l'ultima persona intervistata è Marcello Bano, esponente della Lega Nord di Noventa Padovana.